Legalità è qualcosa che ognuno di noi, per il ruolo che riveste, deve cercare di portare avanti in ogni momento della propria attività. Combattere la mafia, diffondere i principi della legalità è una delle armi più forti, uno degli strumenti della società sana, educare i giovani, coinvolgere le scuole, lo fanno spesso le forze dell'ordine, le associazioni ed è una delle mission dell'amministrazione di Joppolo Giancaxio. Questo comune dell'Agrigentina organizza ormai da 5 anni un evento che ha un eco importante per tutta la provincia, anche l'edizione 2019 ha come simbolo la marcia. Troppo spesso l'antimafia però l'abbiamo vista diventare mafia in prima persona e questo è uno dei temi che quest'anno volete trattare con forza. Vuole affrontare la mafia, agire contro la mafia parlando del presente, non solamente del passato, della memoria, del ricordo che è doveroso. L'iniziativa che vede quest'anno presenti 2 giornalisti, Giampiero Casagni e Davide Lorenzano, uno è il collega che ha fatto esplodere il sistema montante che vede oggi l'ex leader di Confindustria a processo, l'altro racconterà ai giovani attraverso i suoi 2 cortometraggi la storia dei 2 giudici uccisi dalla mafia, Saetta e Livatino. I giornalisti purtroppo vengono visti come dei comunicatori, semplicemente coloro che devono fare da cassa di risonanza e quindi chi invece continua a vedere la professione come quella del guardiano delle istituzioni e delle attività, quelli che vedono diciamo, il mestiere del giornalista come contraltare ai poteri, nel senso non di contrapposizione ma comunque di guardiania, cioè evitare che degeneri il tutto, diciamo in questo contesto sono pochi e comunque isolati. Il documentario dedicato a Rosario Livatino, mio concittadino, che è stato un documentario umile, diciamo così, realizzato da un giornalista e non da un regista professionista. Mi sono sempre detto regista di necessità. Volevo raccontare quella storia e l'ho raccontata in maniera molto artigianale. Il documentario è andato bene, è in onda su Rai Storia e racconta la personalità di Rosario Livatino, che era un tratto che sfuggiva un po' a molti e adesso stiamo lavorando con una casa di produzione, la Bridge Film, a un documentario cinematografico tutto dedicato alle 2 figure, Antonino e Stefano Saetta. È necessaria una rivoluzione culturale, bisogna partire dai giovani e dalle scuole. Mi piacerebbe ascoltare loro, una volta tanto mi piacerebbe dare la parola e sentire che cosa pensano i ragazzi, qual è il loro concetto di legalità, come pensano di impostare la loro vita e nella loro vita come confrontarsi con questo problema della mafia. A Joppolo consumiamo un'esperienza di crescita culturale, noi ragazzi, noi che ci occupiamo di processi educativi, l'antimafia, la legalità sono strumento ormai didattico e questa festa è la testimonianza sana di un impegno quotidiano. E proprio i ragazzi li stiamo educando a non imbavagliarsi, ma a essere proprio credenti in quello spirito di libertà e di verità che ci porta alla giustizia. Considero straordinario che un piccolissimo paese come Joppolo stia facendo rivivere ogni anno questa occasione. Il nostro obiettivo è il prossimo anno ritornare a essere in questo posto per sempre ricordare e cercare di fare riflettere i nostri ragazzi. Un appuntamento al 2020.